Le migliori di Treviso! Veniamo da Santa Maria del Rovere, siamo un gruppo canto. Ci sembrava bello partecipare e aggiungere colore al colore di questa grande macchia. E quando siamo insieme siamo una grandissima forza. Fuori e dentro di te! Noi ci prendiamo cura degli altri, ma ci dobbiamo anche prendere cura di noi stessi. Noi donne possiamo veramente cambiare il mondo e vogliamo dare soprattutto un messaggio alle giovani ragazze. E poi prenderci del tempo per stare anche in libertà, esatto, e lontano anche dalla famiglia. Ciao! Siamo il gruppo della Campagna Bianca di Arcade. È una via dove si fa feste, dove si festeggia. Oggi siamo in poche per le reduce, sono tutte a casa perché sono vecchie. Tra i 90 e i 100 anni. Ecco, noi siamo le più giovani. Ciao, forza Campagna Bianca! Treviso è donna. Nella domenica più rosa dell'anno il numero che va dritto al cuore è 10.652. 5 cifre, un traguardo raro per una corsa esclusivamente al femminile, che sintetizzano il successo di un evento ormai imperdibile per tantissime donne. Noi siamo il gruppo Book. Book è il golden retriever della Romina che viene tutti i giorni a fare colazione. Lei da noi e il cane si mette davanti alla porta della cucina perché vuole il prosciutto. Portiamo allegria in giro, di solito attraverso il carro mascherato, oggi qui alla Corsa in Rosa. Siamo qua perché crediamo nella prevenzione e io ne sono la testimone. Anche se il contributo è molto piccolo, per noi è importante darlo e anche mandare i valori che rappresentiamo alle nostre bambine che, come vedete, sono sempre presenti con noi. È un'emozione unica ogni anno perché vedere una marea rosa è un momento indimenticabile ogni anno. Treviso in Rosa si conferma uno straordinario cocktail di divertimento, condivisione e solidarietà. È il palcoscenico da cui lanciare messaggi importanti che riguardano l'universo femminile, la prevenzione in campo oncologico, ma anche la sensibilizzazione verso la violenza di genere. Quest'anno i gruppi iscritti a Treviso in Rosa erano ben 110, con la Lilt a farla da padrona, un gruppone di 683 donne. Treviso in Rosa è un partner ufficiale, siamo insieme in collaborazione fin dalla prima edizione. Quest'anno abbiamo chiesto la possibilità di avere un altro mezzo per il trasporto al malato oncologico e questo sarebbe il terzo che Treviso in Rosa dona alla Lilt Treviso. L'anno scorso i chilometri percorsi dai nostri oltre 200 volontari sono stati 477.000. A seguire, nell'ideale classifica dei team più numerosi, il gruppo sportivo culturale San Martino 315 e le ragazze di Preganziol 246, guidate dalla sindaca Elena Stocco. Brave davvero tutte queste donne, le nostre mascotte qui davanti, alle nostre bimbe, alle nostre ragazze. È stato un piacere davvero camminare e correre insieme a voi. Evviva la Treviso in Rosa! Le lettere giganti a comporre la parola Previeni hanno invece determinato l'assegnazione del premio per il gruppo più originale alle ragazze della Forza in Passerella, associazione che sabato sera al Teatro Comunale Mario del Monaco ha fatto sfilare 53 donne fra i 30 ed i 78 anni al ritmo di Insieme si è più forti. Sempre sabato nel pomeriggio tiramisù in rosa con prosecco rosé di casa Paladin, il tutto organizzato da Veneto Imprese Unite e servito dalle cuoche di Lady Chef. Una bella manifestazione che dimostra la forza delle nostre donne, non solo nella prevenzione ma anche a rendere una città a misura, a pianeta di donne. Abbiamo davvero dato un ampio spettro di quelle che sono le possibilità di sensibilizzazione attraverso dei concetti davvero importanti che sono quelli della prevenzione e della tutela delle donne. Quindi complimenti agli organizzatori e viva le nostre donne. Straordinario, siamo felicissimi e poi quest'anno la caratteristica diversa dagli altri anni, io ho visto grande felicità, le donne rilassate, guardatevi intorno, adesso stanno ballando, hanno camminato 4-7 km per una città che le ha accolte in maniera incredibile e sono qua
che continuano a rimanere con noi, ma cosa vogliamo di più da loro? Ogni anno per noi è una grande sorpresa, è una grande soddisfazione, noi lavoriamo per questo e ogni anno ci confermiamo. Per l'11ª edizione di Treviso in Rosa sono stati predisposti 2 percorsi in centro storico di 4 e 7 chilometri, con partecipazioni da 10 regioni e 29 province d'Italia. Tra le più applaudite Silvia Furlani, la 64enne podista friulana, da 30 anni affetta da sclerosi multipla, che ogni domenica porta nelle corse di ogni parte d'Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia. Diciamo che per me lo sport è una fonte di vita, di aggregazione, di non pensare a quello che non posso più fare, ma a quello che posso ancora fare. Vogliamo un po' camminare anche per tutte le nostre amiche che non lo possono fare o hanno difficoltà a fare percorsi lunghi e quindi corriamo con tutte loro nel cuore. Tanti applausi per nonna Germana, accompagnata dalla figlia Mirella. Germana, classe 1927, l'ha fatta tutta camminando sulle proprie gambe e trovando anche il tempo di fermarsi al bar per un caffè. Quasi 98. Per colpa mia. Io da venuta. Ho lavorato tanto come tutti, a una certa età ho figlio, faccio dei lavori da casa. Parlo il dialetto perché mi piace tanto. Presente anche la ULSE 2 che ha pubblicizzato i propri servizi gratuiti di prevenzione e promozione della salute. Per ricordarvi di partecipare agli 3 screening proposti dall'azienda e offerti gratuitamente, che sono lo screening del colon retto, mammella e collo dell'utero. Il servizio promozione della salute è qui per promuovere il movimento. Vi aspettiamo quest'estate con il progetto Ridatti una mostra, che consiste in attività gratuite da svolgere nei parchi nei vari comuni dell'ULSE 2. I DJ di Radio Company, Leo e Gianluca Pacini, hanno trasformato il Bastione delle Mura in una grande discoteca, accompagnati dalla travolgente energia di Gloria Tasca e dell'associazione Sport and Dance. A Borgo Cavour c'era la musica di Michele Patatti e poi la simpatia di G, la ragazza sui trampoli, e in Piazza dei Signori Bub, B-Folk Pupa Band, una colorata street band composta da giovani musicisti accomunati dalla passione per la musica e gli strumenti a fiato. La vostra è una macchina organizzativa che coinvolge quante persone? Arriviamo a 200 persone questa mattina, con tutti i vari percorsi, ristori e tutto il resto. Abbiamo una macchina imponente. Da qui all'eternità, non so chi prenderà il testimone, però l'impegno nostro è proprio quello di andare avanti sempre con idee nuove e grazie alla possibilità di poterle sviluppare.